Cari ragazzi, oggi sono qui per raccontarvi il mio viaggio in America. Chiudete gli occhi e immaginate, era l'anno 1953. Porte casune con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà da fa. Ancora! Tu fa l'americano, americano, senta a me chi lo fa fa. Pronto, bara alla pesa. Ah, buondì Sergio. Certo. No, suo fratello non c'è. Ok, aspetti che scrivo. Mi dica. Da Sergio per Antonio da Ross, Toronto. Trovato lavoro per Antonio. Può portare la famiglia. Chiamare al più presto per organizzare il viaggio. Va bene, riferirò subito. Arrivederci. Ehi Anna, com'è andata ieri sera con Giovannino? Come vuoi che sia andata, Maria? Mia madre si è seduta tra noi e non si è mossa finché non è andato via. Oh, povera Anna. Povero Giovannino. Però oggi ci siamo dati appuntamento nel campo di Pannocchie, vicino al mulino. Ah, però. Ma voi vi siete guardate intorno? Nessuna simpatia, Lucia? Ma che simpatia vuoi che abbia? Li hai visti quelli punti là? Sono uno peggio dell'altro. Per me il più bello è l'ugino dei Tops. Ma va, è un orso. A te non va mai bene niente. Resterai zittella. Da grande ti prenderai Mario. Sta arrivando, cantiamogli la canzoncina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. E tu sei piccolino, e tu sei piccolino. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nato paperino, che cosa ci vuoi far? Rosetta! Cosa è successo? Ah, povera Rosetta. Come povera Rosetta? Davanti a casa tua ho sentito tuo papà che parlava con Beppino di una telefonata di tuo zio Sergio. Il lavoro che tuo papà aspettava. Cioè, partirete presto. Stai scherzando? No! Vado a vedere. Mi sento vuota, vuota dentro. Non mi sento la terra sotto i piedi. Ero sicura del mio futuro. Trovare un bravo ragazzo, semplice, lavorare e fare una famiglia, qui tra queste colline lungo il Meschio. Come possono farmi questo? Non capiscono cosa provo. Hanno deciso tutto loro. Io non conto. Ma io le chiedo di stare qui con la nonna. Lascia perdere, non ti conviene. Pensa a quante opportunità avrai. Lascia stare le solite cose, le solite chiacchiere di paese. Pensa a quante nuove amicizie farai. Non voglio nuovi amici, voi mi bastate. Ci sentiremo per lettera, mi racconterai del Canada. Dicono che lì si possa andare a ballare liberamente. Mi mancheranno le fughe di nascosto per andare a ballare un'oretta giù dai Tochetto. Dicono che in America i ragazzi sono belli, alti, biondi. Non importa, tanto non ne conoscerò neanche uno.
Ognuna di noi ha cucito un pezzo di questa coperta. Portala con te, ricordo di tutte noi, non sentirti sola. Grazie. Tieni, questa è la terra del tuo paese e ricordati dei tuoi amici. Grazie. Perché non dormi? Ti giri e rigiri continuamente. Perché sto andando in Canada. Mio papà ha trovato lavoro lì, ma noi non volevamo lasciare l'Italia. Ma su, non preoccuparti. Anche per me è difficile lasciare la mia famiglia per andare ad incontrare mia moglie. Perché dici incontrare? Non l'ho mai incontrata, ci conosciamo solo per lettere e per fotografia. Guarda che bella. Bella. Ma come vi siete conosciuti? Sua zia mi parlava di una sua nipote che viveva in Canada, una brava donna da sposare. Ho cominciato col scrivergli una lettera. E poi? Lettera dopo lettera ci siamo sposati per procura. Per procura. 2 sposi si possono sposare anche se sono lontani tra loro. Al nostro matrimonio c'era una sua parente al suo posto. Sei felice? Certo. Io invece in Canada dovrò andare a scuola. Ho paura. Non avere paura, sarà l'occasione per avere nuove amicizie. Speriamo. Su, Ma perché devo andare a scuola? Ho già fatto le elementari in Italia. ti servirà per imparare velocemente la lingua. Qui le scuole sono obbligatorie fino alla 7ª classe. Vedrai che non avrai problemi. Ma l'inglese è complicato. Sei sempre andata bene a scuola, devi solo ambientarti. E come mi ambiento se non conosco nessuno? La gente del posto è simpatica e socievole. Troverai di certo tanti amici. Non capirò quello che dicono i maestri. Conosco la tua scuola. Ci sono persone davvero preparate e comprensive. Sei una ragazzina intelligente e sveglia, non farti inutili paura. Good morning. Good morning, Adero's nephew. He doesn't speak English. Oh, non si preoccupi, parlo un pochino italiano. Grazie comunque. Piacere, io sono Antonio Daros, il padre di Rosetta. Ci siamo appena trasferiti dall'Italia. Oh, piacere mio. Sono l'insegnante Smith, vicepresidente, insegno inglese. Rosetta, do you speak English? Parli inglese? No. Oh, non preoccuparti, anche altri alunni stranieri hanno imparato in fretta. Organizziamo corsi in lingua speciale. Che scuola frequentate in Italia? Ha frequentato fino alla 5ª classe con buoni voti. Oh, good. Verrà inserita nel 6th grade. Poi vedremo. Ok, perfect, Rosetta. Come with me. Let's go. Vieni. She is Rosetta, your new classmate. She's from Italy. Say hi to Rosetta. Hi, Rosetta. Helen, move over there, please. Oh no, why? Silence. Rosetta, sit down. Everybody sit down. Spaghetti, maccheroni. Mafia! Attention, please.
Io parlo un po' italiano. Io mi chiamo Josh. E tu? Io mi chiamo Rosetta. Non ti preoccupare se non parlare inglese. Inglese non è difficile. Io e i miei amici ti aiutare. In Italia non siamo abituati a stare così tanto con i maschi. Qui ti abituerai. Facciamo tante cose insieme. Da quale parte d'Italia sei proveniente? Vittorio Veneto, vicino a Venezia. Hey Rose! She come from Venice! Venice? Wow! Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lungo, alla stazione di Bora, una gallina dall'uova d'oro. Buongiorno. Oggi, come già detto, è arrivato un nuovo compagno. Arriva dal Senegal. Come tu t'appelles? Je m'appelle Ibrahima. Répétez, come ti chiami? Come ti chiami? Io mi chiamo Vito. Tu come ti chiami? Mi chiamo Ibrahima. Ripeti. Come ti chiami? Io mi chiamo Matteo. Tu come ti chiami? Mi chiamo Ibrahima. Puoi sederti pure qui, Ibrahima. Prof, noi abbiamo avuto un'idea. Grazie. 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 È un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giù.